L'uso di materiali rinnovabili all'interno di una Legno Architettura Stories è obbligatorio direi, nel senso che il materiale legno si sceglie perché è un materiale di origine rinnovabile che ha una serie di caratteristiche storicamente riconosciute. In particolare il suo essere rinnovabile, cioè il fatto di poter veder crescere questo materiale che un domani anche le generazioni a venire, i nostri figli, i nostri nipoti, potranno riutilizzare, creando quindi un circolo virtuoso di utilizzo, sfruttamento, miglioramento anche delle nostre aree boschive, andando a tagliare degli alberi adesso, ripiantandoli con quindi un ciclo di produzione appunto del legno che sia un elemento virtuoso appunto, cioè positivo. Quindi avere questo tipo di materiale a disposizione ci garantisce, o meglio, garantisce alle generazioni future avere materie prime disponibili e questo è un passaggio decisamente importante nel motivo per cui si va a scegliere un prodotto di origine rinnovabile, che poi ha una serie di caratteristiche tecniche eccezionali, eh, strutturali, di leggerezza, di resistenza ad intemperio, ad altro, quindi queste caratteristiche che conosciamo. Dal punto di vista poi dell'utilizzo del prodotto rinnovabile, questo lo possiamo estendere anche all'uso di materiali isolanti. Come Naturale About da sempre proponiamo materiali isolanti di origine rinnovabile. Siamo nati e cresciuti con quello che è il materiale isolante di origine rinnovabile più diffuso, più comodo, tecnicamente più voluto che ci sia, che è l'isolante in fibra di legno, nelle nostre gamme Natura, Terra Natura Wall, Natura Term Protect, quindi isolante per la prestazione termica, intonacabile, per interni flessibile oppure pedonabile per alcune applicazioni speciali su coperture o quant'altro, ma essenzialmente una base di legno che è facile da andare ad utilizzare. Abbiamo quindi questo vantaggio di avere un'origine di tipo rinnovabile, ma anche un fine vita del prodotto che sarà inevitabilmente più semplice, cioè pur essendo un materiale che avrà uno scarto, sarà uno scarto di lavorazione di cantiere o una demolizione di una struttura edile alla fine, comunque avremo un materiale a base legnosa che sarà inevitabilmente più facile da andare ad utilizzare. Dall'altro punto di vista il fatto di avere un prodotto di origine rinnovabile ci dà un grandissimo vantaggio numerico, se vogliamo, per quanto riguarda l'assorbimento di CO2, cioè andiamo ad assorbire CO2, scusate non è che lo facciamo noi, è il legno, la pianta che crescendo assorbe CO2 e rilascia ossigeno e questo ci permette quindi di avere uno deposito, uno stoccaggio di CO2 e rilasciare in ambiente ossigeno, che sembra un miracolo, ma questo non è altro che la natura che ce lo dà sotto forma di alberi o altre essenze vegetali, come nel nostro caso da qualche anno abbiamo introdotto, o meglio, da molti anni abbiamo introdotto, da qualche anno finalmente con un po' di successo e di risultati anche sul mercato, altri isolanti di origine vegetale, come per esempio la canapa, Naturan Flex, Naturan Fall, nella nostra gamma di prodotti che permette di avere prodotti flessibili e un po' più rigidi per le applicazioni su una qualsiasi struttura, in particolare sulle strutture in legno dove se vado a lavorare con un'ottica etica, direi, oltre che tecnica di scelta, è quasi inevitabile andare a scegliere prodotti di origine rinnovabile proprio per avere una unicità e una continuità nell'utilizzo di materiali che in futuro vuol dire lasciare un'eredità che abbia ancora un valore alle generazioni future. Gli isolanti in fibra di legno, o meglio i sistemi isolanti che utilizzano fibra di legno, perché chiaramente non abbiamo solo il materiale isolante, ma si va a comporre un sistema di isolamento, hanno e devono avere delle caratteristiche decisamente interessanti. Quando si parla di prestazione di un materiale isolante, si pensa soprattutto a una prestazione invernale, cioè a un lambda, cioè ci si limita, se vogliamo guardare la scheda tecnica, a leggere un valore
Purtroppo questo valore è stato un pochino sopravvalutato e ha preso troppo sopravvento anche negli ultimi anni, causa 110, diciamo così, ma da sempre sappiamo che un materiale isolante ha più funzioni. Ha la funzione di isolarci dal freddo, e qui va benissimo andare a leggere quello che è il valore lambda, quindi la caratteristica di conduttività del prodotto, ma deve anche proteggerci da altri aspetti, dal calore estivo, e questo è un tema decisamente importante perché ci dà la prestazione a 360 gradi del mio edificio, non solo del materiale. Ci deve dare una protezione anche dall'umidità, o meglio, deve fare in modo che la struttura, in particolare se in legno, si possa asciugare velocemente. Non è che deve proteggerla dall'umidità, quindi non devo andare a imbustare una struttura in legno, ma devo fare in modo che questa si asciughi il più velocemente possibile. E questo è il segreto dei sistemi costruttivi che utilizzano isolanti in fibra di legno, cioè che sono tendenzialmente molto più aperti alla diffusione, cioè molto più traspiranti, e fanno in modo che la struttura in legno sia il più asciutta possibile. Cioè sappiamo che il legno storicamente ha bisogno semplicemente di asciugarsi o di rimanere sempre in acqua. La storia ce lo insegna. Le fondazioni di Venezia, i tetti di tantissime case, tantissime strutture che sono completamente o immerse in acqua o completamente aperte alla diffusione, cioè hanno la possibilità di asciugarsi, durano, potremmo dire, in eterno. Durano molto più di tanti materiali che conosciamo da poco più di 100 anni, tipo il cemento, o poco più di qualche anno prodotti sintetici, che quindi hanno dei decadimenti che saranno probabilmente più veloci rispetto al legno e agli isolanti a base di legno. Quindi riusciamo ad avere quindi prestazioni che andiamo a mettere assieme: prestazione invernale, prestazione estiva, capacità di asciugatura grazie alla traspirabilità dei sistemi, prestazione acustica perché andiamo ad utilizzare dei prodotti fibrati. Sulle strutture in legno è particolarmente importante non inserire prodotti che non hanno prestazione acustica come tipicamente dei prodotti a celle chiuse, ma utilizzando dei prodotti fibrati, quindi natura, ternatura o quindi fibra di legno, fibra di canapa, hanno questa struttura che inevitabilmente migliora la prestazione acustica di una struttura in legno, sia in fonoimpedimento, in alcuni casi, in alcune applicazioni anche in fonoassorbimento quando applicate con caratteristiche particolari sull'interno. Quindi riusciamo a dare una serie di prestazioni sicuramente importanti dal punto di vista del pacchetto di isolamento, utilizzando prodotti di origine rinnovabile che vanno ad esaltare quella che è la prestazione stessa della struttura, in questo caso una struttura in legno. La prestazione estiva è una delle caratteristiche importanti delle costruzioni, soprattutto nel clima mediterraneo. Per anni e ancora adesso ci occupiamo principalmente della prestazione invernale delle strutture. Quello che ci interessa invece e ci interesserà sempre di più nel futuro sarà la prestazione estiva, cioè fare in modo che l'edificio non si surriscaldi durante il periodo estivo, che è un periodo che si sta sempre più allungando, almeno così sembra, e comunque dal punto di vista energetico è quello che ci richiede più energia, perché per raffrescare l'ambiente abbiamo sicuramente bisogno di molto più costo, quindi ci costa di più il raffrescamento dal punto di vista energetico e anche economico che non il riscaldamento degli edifici, e quindi ci serve questo. Per quanto riguarda l'edificio, ovviamente ci sono dei criteri di bioclimatica, di orientamento e di controllo, soprattutto delle superfici vetrate che sono alla base. Per quanto riguarda invece le strutture opache, è importante fare in modo che queste ci proteggano dal caldo esterno, facciano in modo che l'onda di calore esterna non entri velocemente sull'interno, non entri velocemente, e quando arriva ad entrare sia così ridotta, cioè sia attenuata in maniera importante. Questi due valori si contraddistinguono e si calcolano in maniera abbastanza semplice,
e secondo un riferimento normativo UNI 13786 e ci permettono di determinare un valore di sfasamento, cioè dopo quante ore inizia il calore ad entrare dentro, e un valore di trasmittanza termica dinamica o attenuazione. Trasmittanza termica dinamica è un valore di riferimento normativo che troviamo. Dal punto di vista tecnico, quando ho una struttura isolata, il fattore di trasmittanza termica dinamica è inevitabilmente piuttosto ridotto. Quello che invece può variare molto è il valore di sfasamento, cioè il tempo in cui la casa sarà soggetta a surriscaldamento. Ecco che avere prestazioni di sfasamento importanti ci permettono di non far surriscaldare il nostro edificio. Storicamente abbiamo edifici in muratura, edifici in pietra, che se li andiamo a calcolare hanno sfasamenti 12, 13, 14, di 12, 13, 14 ore. Ed è l'obiettivo che ci poniamo quando andiamo a costruire, anche in legno. Quindi anche in legno voglio arrivare a questo. E la cosa interessante è che utilizzando i valori dei materiali, quindi non solo il valore lambda, ma il valore lambda, la capacità termica massica e la densità dei materiali che andiamo ad utilizzare, mi accorgo che il legno e gli isolanti in fibra di legno e gli isolanti a base legno sono i prodotti che funzionano meglio dal punto di vista estivo, ma meglio anche dei prodotti tradizionali, meglio anche della pietra a pari spessore. E quindi è una questione di scegliere il sistema corretto. Legno e isolanti in fibra di legno sono quelle che mi danno le prestazioni estive migliori, cioè un tetto con un tavolato e 18 cm di Naturaterm ha uno sfasamento superiore a 13 ore, che sono quelle che mi fa una parete in pietra da 50 cm. Una parete in Ixlam da 10 cm con un Naturawell, cioè un cappotto in fibra di legno da 12 cm, mi arriva attorno alle 13 ore di sfasamento, quindi 25-26 cm di pacchetto di strutturale mi isolano dal caldo come 50 cm di parete in pietra, quindi capite che il confronto diventa decisamente interessante, cioè riusciamo, grazie alla capacità termica del Naturaterm 2400 joule su chilogrammo Kelvin e del legno che tendenzialmente è attorno ai 2100 joule su chilogrammo Kelvin, ad assorbire grandi quantità di energia e fare in modo che entri dopo molto tempo, ma ne entrano quantità estremamente ridotte come trasmittanze termiche dinamiche che sono attorno allo 0,02-0,04, quindi 5-6 volte meno di quello che è il minimo normativo richiesto e che è stato introdotto, che diciamo è abbastanza largo ancora. Quando pensiamo alle prestazioni di un materiale isolante non dobbiamo limitarci a scegliere il materiale isolante, ma dobbiamo fare in modo che il materiale isolante sia accompagnato da un sistema che gli permetta di durare nel tempo. Un sistema che permetta all'isolante di durare nel tempo vuol dire anche che permetta alla struttura di durare nel tempo, per cui quando lavoro su una struttura in legno molte volte mi trovo il materiale isolante che fa parte della struttura, è integrato nella struttura, sempre più sarà integrato nella struttura, non è solo un elemento costruttivo con sovrapplicato un sistema di isolamento, ma per esempio nelle strutture a telaio il tutto viene integrato sempre più, quindi ho parti strutturali, parti di isolamento che si integrano. Per cui è importante dal punto di vista progettuale individuare quelli che sono gli elementi, quelli che noi chiamiamo l'ABC del sistema di isolamento, per poterlo fare durare nel tempo. L'ABC è l'A come elemento di tenuta all'aria, il B la prestazione e il materiale isolante con le sue prestazioni che devono durare nel tempo, e il C l'impermeabilizzazione, cioè la protezione dei pacchetti. Come Naturali Bau da sempre proponiamo dei sistemi di isolamento, perché proponendo un materiale di origine rinnovabile, magari con un po' di dubbi da parte di chi lo va a applicare, soprattutto 25-30 anni fa, ora ormai questi dubbi fortunatamente in gran parte sono superati, abbiamo sempre dovuto fornire un sistema che desse la massima sicurezza, la massima garanzia di sistema, ed è quello che arriviamo a dare come azienda, cioè riuscire a fornire, per esempio su un tetto,
l'elemento di tenuta all'aria. Se parliamo di un tetto all'estradosso, avrò una prima membrana di tenuta all'aria che noi proponiamo con la caratteristica igrovariabile di Intesana o Intello X, che permette di gestire al meglio il passaggio del vapore sia durante il periodo invernale, quando ho una tensione verso l'esterno, ma anche durante il periodo estivo, quando la tensione sarà inevitabilmente verso l'interno. Quindi il pacchetto di isolamento con Naturaterm, con le sue prestazioni estive, invernali, acustiche, e poi l'impermeabilizzazione. Da qui noi da sempre collaboriamo con l'azienda Stamisol, che ci permette di avere impermeabilizzazioni aperte alla diffusione, ma molto robuste dal punto di vista meccanico e particolarmente durature per quanto riguarda la resistenza ai raggi UV, tant'è che sono tra le poche membrane, se non le uniche, che possono essere portate fino in gronda, cioè non hanno problemi ad essere esposti ai raggi UV in vicinanza dei canali di gronda o dei raccordi finestra, quindi dove c'è comunque un'infiltrazione dei raggi UV che tende a mettere in crisi molti dei prodotti sintetici che non hanno un background di produzione così elevato come può avere un prodotto Stamisol nato dall'esperienza di chi fa tensostrutture essenzialmente o protezioni per marina o quant'altro. Quindi sul tetto è facile tutto sommato individuare quali sono l'elemento di tenuta all'aria, la prima membrana Intesana 210, il pacchetto di isolamento Naturaterm e l'impermeabilizzazione con Stamisol DV piuttosto che con Stamisol PAC, che ci permette elevate prestazioni e elevata durabilità nel tempo, oltre che anche lasciare il cantiere aperto a lungo, anche se è una cosa che nessuno vorrebbe fare. Lo stesso avviene sulle pareti, in particolare quando si lavora con facciate ventilate è facile individuare gli elementi di sistema, elemento di tenuta all'aria, qui a seconda che sia una struttura a telaio, in Ixlam o altro, o ibrida o composta in maniera diversa, e è un po' più difficile individuare qual è l'elemento di tenuta all'aria, ma quello che sappiamo è che sicuramente è sul lato interno dell'isolante. Può essere una membrana igrovariabile, Intello per esempio, utilizzata su una struttura a telaio dove ho poi gran parte dell'isolamento flessibile interposto al telaio e quindi sull'esterno, all'esterno del controvento esterno, il sistema a cappotto. Sistema cappotto, appunto sistema cappotto qui sulla questione Ethics, spero sia ormai chiaro che non si parla più di isolante per cappotto, ma sistema cappotto che è composto da un materiale isolante e una protezione con una rasatura armata e un ciclo di finitura che permette una corretta impermeabilizzazione, ma nel caso delle case in legno anche una corretta diffusione del vapore, perché devo proteggerla dall'acqua la struttura, ma fare in modo che questa si possa anche correttamente asciugare. Ed è proprio quello che facciamo come Naturalia Bao. Abbiamo studiato dei sistemi che permettono di utilizzare al meglio e di valorizzare al meglio le prestazioni dei materiali di origine rinnovabile come il legno, la canapa e tutte le strutture in legno.